Mercoledì 6 ottobre, San Bruno Abate. È il 279esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 86 al termine. Il sole sorge alle 7:15, tramonta alle 18:42. La luna sorge alle 6:56, tramonta alle 18:59. Bernardo Contarini, ambasciatore e console a Malaga, scrive al Senato riferendo di essere stato ricevuto dal re arabo di Granada e di aver ottenuto la concessione ai veneziani di tenere in Malaga un fondaco riservato ad essi dove poter depositare le merci senza pagare alcun dazio. Le previsioni per domani: tempo variabile con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, possibili precipitazioni in prevalenza deboli e sparse sulle zone centro-orientali della pianura e qualche debole pioggia locale dalle ore centrali sulle zone montane e pianura occidentale. Temperature, valori in generale contenuto calo. Tra le colline trevigiane, Follina è un piccolo borgo che racconta 1000 storie, un attivo centro turistico e culturale ai piedi delle Prealpi, che fa parte del club dei borghi più belli d'Italia. Ospitato da una vallata verdeggiante, ricca di boschi, sorgenti d'acqua e vigneti rigogliosi, Follina è terra d'origine di importanti dinastie nobiliari che fecero la storia della Serenissima Repubblica di Venezia. Il borgo è sede dell'abbazia cistercense di Santa Maria, complesso dal grande valore artistico, tra i più rinomati e belli della regione. Ancora oggi è il centro della vita culturale. Ospita a giugno i concerti dell'Alta Marca, nella cornice dell'antico refettorio. Follina è sede di molte attività artigianali, tra cui la lavorazione della lana. Furono gli stessi monaci dell'abbazia a portare a Follina quest'arte e furono sempre loro a sviluppare l'attività della follatura, da cui deriva il nome stesso della località.